Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. In apertura la cronaca, un giovane di 28 anni, Michele Marangoni, originario di Santa Maria di Sclaunicco, ha perso la vita ieri sera intorno alle 22 a seguito di un incidente stradale accaduto in via Piave nel comune di Lestizza. Per cause al vaglio dalle forze dell'ordine, il giovane ha perso il controllo della sua vettura ed è finito contro un palo e poi contro un albero. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Gli infermieri della centrale Sores, struttura operativa regionale emergenza sanitaria, hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'auto medica e hanno avviato altrettanto immediatamente le manovre di rianimazione. Per il ragazzo, infatti, le condizioni sono apparse subito gravissime. Purtroppo il giovane che viaggiava da solo, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri di Ratisana, polizia locale e protezione civile per la viabilità. Parliamo di un altro incidente, quello accaduto venerdì in A4, perché sono sempre molto gravi le condizioni della superstite di quell'incidente. La strage potrebbe essere stata causata da un malore del conducente. Vediamo. Non ci sarebbero tracce di frenata nel punto dell'incidente di venerdì sull'autostrada A4 nel tratto San Donà-Portogruaro, in cui hanno perso la vita 6 tra volontari e componenti della cooperativa Centro 21 di Riccione. Il particolare emerso dai rilievi fa propendere per l'ipotesi di un malore del conducente del furgone, l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. La Procura di Venezia ha già dato il nulla osta alla consegna dei corpi alle famiglie per lo svolgimento dei funerali. Intanto sono sempre molto gravi le condizioni cliniche di Romina Bannini, l'educatrice ricoverata all'ospedale Cafoncello di Treviso, che era seduta sul sedile posteriore del furgone ed era stata estratta dal mezzo in gravissime condizioni. A precisarlo, l'azienda ULSS trevigiana, dopo che si erano diffuse ieri notizie sul decesso della 36enne. L'ULSS 4 di San Donà di Piave ha messo a disposizione uno psicologo per i parenti delle vittime giunti in città da Riccione dopo la tragedia. Ancora a cronaca, sono riprese questa mattina all'alba le ricerche dell'81enne di Tolmezzo, che ormai non dà notizie di sé dal 5 ottobre scorso, dopo essere uscito dalla sua abitazione con la propria auto, poi ritrovata nei pressi di Ponte Avons nel comune di Tolmezzo. È lì che è stata allestita la base operativa anche oggi, al confine col comune di Verzegnis, in area impervia. In campo le unità cinofile delle associazioni di protezione civile del Friuli Venezia Giulia e numerosi volontari delle squadre comunali di Tolmezzo e di paesi contermini, a supporto dei volontari del soccorso alpino CNAS, dei vigili del fuoco, del SACSF e delle altre forze dell'ordine. Cambiamo pagina, l'inflazione sta mangiando i risparmi delle famiglie. In Friuli Venezia Giulia la situazione più critica è a Udine, a dirlo l'analisi della CGA di Mestre. In Friuli Venezia Giulia sono le famiglie ubicate a Udine a subire la perdita di potere d'acquisto più elevata in regione, pari a 921 milioni di euro, seguendo i nuclei residenti a Pordenone con 504, quelli di Trieste 382 e infine Gorizia 213. Alimentata dal caro energia, l'inflazione sta erodendo i risparmi anche delle famiglie del Friuli Venezia Giulia. Bisogna sterilizzare l'aumento del prezzo del gas prima che sia troppo tardi. Altrimenti, tra le altre cose, rischiamo un crollo dei consumi che costringerà molte imprese a chiudere definitivamente, anche perché fiaccate da bollette sempre più care. Veniamo adesso ai dati sulla pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 833 nuovi contagi da Covid-19 su 4.218 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, e 230 negli altri reparti. Ieri erano 218. Nessun decesso è stato registrato oggi. E alla caserma Feruglio di Venzone questa mattina il terzo raduno del battaglione alpini Tolmezzo. C'era anche l'assessore regionale Zilli. Sentiamola. Una cerimonia molto partecipata nel cuore della caserma Feruglio oggi per testimoniare ancora una volta il valore alpino che c'è, l'8° e in particolare il battaglione Tolmezzo, che oggi hanno unito qui tutte le loro forze, chi in armi e chi in congedo, per testimoniare lo spirito di fratellanza che è proprio del Corpo degli Alpini.
Eravamo necessariamente qui in tanti perché sentiamo il bisogno di prendere i valori alpini e di trasferirli ai nostri giovani, e l'impegno corale della nostra comunità deve essere proprio questo: riscoprire e rafforzare i valori che gli alpini hanno saputo portare con sacrificio nei momenti di guerra, ma soprattutto con sacrificio alto anche nei momenti di pace, non ultimo nella ricostruzione del nostro Friuli e nell'emergenza pandemica, oltre che in ogni situazione dove il volontariato li ha spinti. Passiamo adesso alla pagina degli spettacoli. Incontri, presentazioni e spettacoli teatrali animano la città di Cervignano del Friuli per una 5 giorni dedicata al Festival del Coraggio. Una serie di incontri con presentazioni libri, spettacoli teatrali, concerti e mostre, quelle in svolgimento sino all'11 ottobre a Cervignano per Festival del Coraggio. Quinta rassegna tornata in scena dopo 2 anni di restrizioni dovute alla pandemia, con attenzione mirata ai problemi d'attualità ed ambizione di ripensare al nostro territorio collegato all'Europa. Tra gli ospiti a richiamare in primis il coinvolgimento di associazioni e scuole del territorio Simonetta Gola, Paolo Crepet, Giulia Cicoli, Gino Castaldo e Paolo Rumiz. Organizzato dal Comune di Cervignano con direzione artistica di Bottega Errante e sostegno di Regione, Fondazione Friuli, Associazione Culturale Teatro Pasolini e supporto di un pool di sodalizi, dopo una serie di anteprime tenute a Pordenone, Bagnaria Arsa, Latisana, Aquileia e Udine, l'edizione numero 5 è entrata nel vivo con La Rosa Bianca, spettacolo prodotto da Ura Teatro e Treno della Memoria, andato in scena al Teatro Pasolini di Cervignano con Aida Tagliente e Sandro Pivotti e musiche di Marco Colonna. La Rosa Bianca è il nome scelto da un gruppo di studenti universitari di Monaco che dalla primavera del 1942 all'inverno del 1943 iniziarono e portarono avanti con coraggio un percorso di resistenza politica contro il regime nazista. Apriamo adesso la pagina sportiva con l'Udinese perché c'è attesa per il fischio d'inizio di Udinese-Atalanta, match delle 15 che potrebbe valere la testa della classifica. Sentiamo mister Sottile alla vigilia. Le qualità ci devono essere sempre tutte per fare questo tipo di prestazioni e raggiungere questo tipo di risultati, cioè la vittoria fa parte di una mentalità vincente, che è uno stile di vita, è un modo di affrontare le partite, di affrontare l'avversario, più che altro di pensare soprattutto a quello che dobbiamo fare noi, e quello che dico sempre ai ragazzi e che è una colonna importante del mio metodo, che non vuol dire essere presuntuosi, ma semplicemente l'opposto, essere consapevoli delle forze, restare umili, compatti, uniti, ma consapevoli che abbiamo delle qualità importanti e soprattutto essere affamati nel presente, che è la cosa più importante. Io stimo molto Gasperini, che secondo me è uno dei migliori tecnici a livello europeo, non solo italiano, persona di carattere, persona con grande carisma, con idee importanti di gioco. Credo che la struttura dell'Atalanta oggi sia una bellissima realtà, come altrettanto è una grandissima realtà, importantissima l'Udinese. Anche noi stiamo facendo un gran percorso. Questo è un club ambizioso, un club che nella sua storia ha sempre avuto squadre importanti, giocatori top che poi sono andati a giocare in top club, ma soprattutto qui c'è proprio l'ambizione di far bene, lo si respira tutti i giorni, di giocare questa partita in casa nostra, davanti al nostro pubblico, con lo stadio pieno. Credo che sia, userei dire, proprio l'apoteosi del calcio. E l'americana Deep Blue di Wendy Schmidt vince Barcolana 54 presented by Generali con un tempo di 57 minuti e 47 secondi. È la prima volta che trionfa una donna al timone. Seconda posizione per Arca Fondi SGR con un tempo di 58 minuti e 46 secondi. 1614 le barche che questa mattina si sono sfidate nella regata più partecipata al mondo.
E in chiusura il basket, cerca il bis nella prima trasferta alla Web Gesteco Cividale che dopo aver battuto Chieti all'esordio questo pomeriggio affronterà Mantova in trasferta. La gara sarà trasmessa in differita su Telefriuli a partire dalle 22. La giornata di A2 è iniziata ieri con la vittoria dell'Apu su San Severo per 75-69 e prosegue oggi con la prima trasferta stagionale della Web Gesteco impegnata alle 17 alla Grana Padano Arena di Mantova. Le Aquile, galvanizzate dal successo nel debutto contro Chieti, cercano il bis. Coach Pillastrini avverte: siamo molto determinati in vista della prima trasferta stagionale, ma sappiamo che servirà molta attenzione perché giocheremo su un campo di grande tradizione. Dovremo dare il meglio di noi. La scorsa partita i virgiliani hanno giocato alla pari contro Forlì. Ciò significa che Mantova è una squadra di alto livello con giocatori di nome come Cortese e stranieri importanti. Quindi sarà una partita difficilissima che vogliamo affrontare nel migliore dei modi. Gli fa eco Dalton Pepper che della sua squadra dice: ci stiamo allenando mettendo il focus sugli errori che abbiamo commesso all'esordio contro Chieti. Ogni giorno che passa diventiamo migliori e aumentiamo la nostra chimica di squadra. Credo che quella contro Mantova sarà una bella partita. E questa edizione del telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.